Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Parenti stretti al Teatro Manzoni di Roma, regia di Diego Ruiz. La famiglia protagonista al centro della nostra esistenza, commedia frizzante e divertente di Cinzia Berni e Diego Ruiz, dai risvolti sorprendenti. Le dinamiche familiari, il rapporto genitori-figli, l'imborghesimento dei sentimenti e l'incapacità di tornare bambini. Ne parliamo con la compagnia. Parenti stretti al Teatro Manzoni, una commedia brillante che fa riflettere ma anche tanto ridere. Qual è la particolarità di questa commedia? È una commedia italiana e questo è importante, scritta da due giovani quarantenni autori italiani, Cinzia Berni e Diego Ruiz. Questa commedia nasce da un'idea loro, perché lavoravano anche come attori l'anno scorso con me, e a un certo punto dice: vogliamo fare una commedia su di te e su di noi, cosa ne dici? Voi scrivetela, io la leggo e se funziona la facciamo. Questo l'ho fatto anche perché vorrei fare un po' un cambio generazionale. Avendo io compiuto 40 anni da qualche giorno, devo fare. Complimenti. Devo a un certo punto pensare anche a mandare avanti anche al Teatro Manzoni questo tipo di commedie. Sono molto felice perché la commedia sta avendo un grande successo di pubblico che si diverte, e grazie a Dio senza nessuna volgarità, ma con uno stile che è stato detto anche l'altro giorno. È venuto il mio amico Fabrizio, che qui saluto, ciao Fabrizio, e diceva appunto: sembra una commedia inglese. Parliamo adesso del suo personaggio. Come si fa a divertire il pubblico in scena evitando il cliché? Recitando bene. Il che è difficile, molto difficile, perché recitare bene si impara ogni giorno. Io ancora alla mia età, ogni giorno sul palcoscenico imparo qualche cosa. Il prossimo lavoro che farò sarà fra due persone anziane, me e mia moglie Elena Cotta, ma non parleremo di malattie, sarà una cosa divertente anche quella, e infatti il titolo è Un amore. Ma torniamo a questa. Il mio personaggio è un pittore che ha girato il mondo non per sua volontà, che aveva un suo studio a Via Margutta, e succede qualche cosa per cui lui viene incriminato di un assassino addirittura di un carabiniere, quindi ancora più pesante. Questo fatto lo obbliga ad andarsene ad espatriare, a girare il mondo. Torna dopo 40 anni e incontra di nuovo questi giovani ragazzi, questi quarantenni. Grazie per essere stato con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto grande a Dietro le Quinte, ma da Dietro le Quinte venite nelle poltrone qui del Teatro Manzoni, vi aspetto a tutti. Mi raccomando, fino al 20 di novembre, però venite prima perché dovete fare il passaparola, che abbiamo bisogno di pubblico che sia sempre pieno. Noi lavoriamo per voi, anche per voi che state dietro le quinte. Grazie. Poi chiaramente andremo dal notaio, prendiamo i documenti e cerchiamo di fare questo compromesso il prima possibile. D'altronde non è che possiamo stare qui chissà fino a quando, no? Tra pochi giorni è anche Natale, e poi sa, io vivo a Londra. Ma che fanatica! Ma capirai appena della notizia che cosa gliene frega di dove vivi? Sì, Kensington Garden. Gli frega, ti è. Sì, e allora a domani. Bye bye. Bye. Tre fratelli le cui vite si sono allontanate da anni si ritrovano insieme dopo tanto tempo per dividere l'eredità e svuotare l'appartamento della madre da poco scomparsa. Piccole ripicche, antiche incomprensioni, ataviche gelosie vengono a galla e offuscano l'affetto reciproco che li lega. L'arrivo improvviso di un uomo misterioso e stravagante, Carlo Alighiero, sconvolgerà l'equilibrio. Un personaggio strambo, sopra le righe, che ha capito il senso della vita esternando con estrema semplicità i propri sentimenti, senza preoccuparsi delle reazioni degli altri. Sulla scena di Parenti stretti qui al Teatro Manzoni si ride, ci si diverte tanto, ma ne parliamo con i protagonisti. Come sono questi parenti stretti? Mi sono trovata dei parenti fantastici, perché mio fratello Diego nella commedia Leo e mia sorella Ketty nella commedia Freda, in realtà, come spesso accade, un pochino mi fanno innervosire. Io poi sono la sorella più grande, ma poi sotto ci vogliamo tanto bene e ci siamo anche molto simpatici. Una commedia divertente ma anche molto tenera, e io sono molto felice di averla scritta insieme a Diego e di lavorare insieme a Carlo, Ketty e Diego. Che cosa vi è piaciuto subito dei vostri personaggi?
Ah, io? Salve. Io non sono io la sorella, quella soffocante, è vero? No, 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 no. No, appunto, a me è piaciuta questa cosa e per la prima volta finalmente mi fanno fare un personaggio, non proprio, diciamo, all'apice della simpatia, ecco. Poi alla fine cerco anche di buttarla un po' sulla simpatia, altrimenti poi il pubblico alla fine mi odia. Però ecco, faccio per la prima volta un personaggio che è un po' di rottura in questa situazione qua, perché appunto è quella un po' antipatica, quella che rompe le scatole, la sorella soffocante. E però riesce a venire fuori anche la simpatia di questo personaggio, credo proprio anche grazie al fatto che con Cinzia e con Diego si lavora benissimo, anche con Carlo. In realtà, vabbè, io e Cinzia abbiamo avuto un'esperienza bellissima nel scriverlo, lo spettacolo, è stato proprio un'esperienza umana bella e poi anche le prove sono andate sempre in grandissima armonia e credo che quando si creano queste strane alchimie poi sul palcoscenico si vede. No, guardi che lei può far pessimi ai fratelli, ma con me non funziona. Io non credo ad una parola di quello che ha detto. Anzi, lo sa che cosa credo? Che dovremmo denunciarla per circonvenzione di capace. Questo tizio ha giocato con i sentimenti di nostra madre per puro interesse, per fare una bella vita alle sue spalle. Io non ho fatto niente alle sue spalle. Io la mamma. Frida, ma perché sei così dura? Invece io trovo molto bello il fatto che mamma nell'ultimo periodo sia stata felice con lui, con Guido. Lei è come il fior di campo, bellissimo, ma circondato da spine che le preservano la sua incolumità. Bella questa cosa, bellissima! Cinzia Berni, Diego Ruiz e Katie Rosselli sono i tre fratelli in conflitto tra loro che tentano un'improbabile alleanza contro quell'uomo esuberante che entra prepotente nelle loro vite. È una commedia che amo molto e su cui riservo moltissime aspettative, dichiara Diego Ruiz. Con Carlo Alighiero e Cinzia Berni ho già condiviso il palcoscenico l'anno scorso e si è magicamente creato un gruppo di lavoro fantastico. Il pubblico si diverte ma si riflette anche parecchio, solleticando i sentimenti degli spettatori. Quali sono le tre qualità per far ridere oggi, secondo voi? Il ritmo, l'affiatamento, come si fa ridere il pubblico? Beh, il contenuto fondamentale. Il testo. Sì, io credo di sì, perché poi comunque se tu c'hai un contenuto, poi lì la bravura degli attori può, noi tutte le sere, questa battuta ha fatto ridere di più, aspetta faccio una pausa, la dico così, la dico colà, ma fondamentalmente la scrittura è fondamentale. Però noi quello che abbiamo visto che veramente dalla prima sera, e ce lo siamo detti, tutti gli appuntamenti delle risate sono arrivati puntuali. E qualcuno anche di più. Senti, invece, come si fa ad essere sempre vivi sulla scena, visto che magari si va avanti per un sacco di repliche? Come si fa a rinnovarsi ogni giorno? Bella domanda. Bisogna, no, ma bisogna, ed effettivamente, almeno a me personalmente, quello che mi aiuta tanto sicuramente è il pubblico, perché ogni sera c'è un pubblico diverso, ci sono delle persone diverse e appunto, come ha detto Cinzia, ci sono anche delle reazioni diverse, quindi per l'attore credo che la sfida sia quella di non solo cercare di far funzionare le cose che hanno sempre funzionato, quindi come si chiamano in gergo gli appuntamenti fissi della risata dopo quella battuta, ma cercare sempre di trovarne di nuovi. Invece c'è una scena più difficile, una parte dello spettacolo a cui particolarmente avete lavorato? Questo è uno spettacolo che fa anche molto ridere, però subito dopo diventa anche un po' drammatico, un po' commovente più che drammatico, quindi e subito dopo ritorna comico, quindi uscire anche come attori, ma anche nella scrittura è stato abbastanza difficile perché diciamo le parti un po' più commoventi volevamo in qualche modo sdrammatizzarle, quindi subito dopo c'è una battuta molto divertente, anche forse fuori luogo, però in realtà è tutto molto armonioso, quindi uscire e entrare dalla comicità non è stato semplice ed effettivamente avevamo paura in fase di prova, chissà se il pubblico accetterà, e invece vediamo che dopo il momento un pochino più teso, poi alla fine il pubblico con la risata in qualche modo si scioglie, insomma. Vabbè, è rimasta incinta la prima volta, ma che devo fare? Sei felice? Adesso? Beh, no, così in generale. Non mi dirai che sei soddisfatto della tua vita. Io veramente. Era una domanda retorica. Io avrei voluto fare l'ingegnere, sì, io avrei voluto progettare ponti, strade, case chiuse. Scusa, volevi progettare delle case chiuse? Ma no, le case, virgola, le chiuse. Le chiuse, quelle chiuse. Sì, ho capito, però mi guarda. Anche l'idea di progettare delle case chiuse
Al centro della commedia la famiglia e i suoi legami contraddittori ma insostituibili. Trattando le dinamiche parentali in maniera frizzante e ironica, i due autori sono riusciti a dare uno spaccato credibile e non banale, un arazzo di sentimenti che movimenta la pièce con cadute meschine e voli di alta tenerezza, spiazzando il pubblico con una sceneggiatura non scontata che tiene conto dell'imprevedibile, con leggerezza e con quel pizzico di saggezza che porta a non prendersi troppo sul serio. Un consiglio ai giovani che vogliono intraprendere questa professione. Provate, perché anche se in questo veramente 1 su 1000 ce la fa, perché è durissima, non è detto che non siate voi quell'1 su 1000. Quindi fatelo, provate, studiate, fate una scuola, fate i provini, inseguite il vostro sogno e magari se poi riuscite anche a trovare un lavoro che vi aiuta a mettere via un pochino di soldini e questo qui lo fate magari come hobby, è lo stesso una cosa bellissima. Ieri sera ero in un posto dove una ragazza mi ha riconosciuto e quindi ci siamo messi a chiacchierare e lei mi ha fatto questa fantastica domanda, ha detto: senti, ma io sto studiando per diventare chirurgo, però ho una grossa passione per il teatro. E tu fai il chirurgo? Ho detto, no, però io ho detto più o meno la stessa cosa di Cinzia, ho detto guarda, fai una cosa, finché l'energia e la forza te lo permettono, porta avanti tutte e due le cose, perché questo è comunque un lavoro difficile dove effettivamente la meritocrazia, con la meritocrazia arrivi fino a un certo punto. Però è anche vero che è un lavoro che se riesci a farlo comunque è bello, è veramente bello. E dall'altra parte se però ti crei un piccolo cuscinetto di atterraggio non va male, no? No, però in realtà devo dire che in questo periodo in cui ci sono dei fenomeni, no? Ci sono dei fenomeni anche senza nessuna qualità, grazie alla televisione, reality eccetera, che escono, esplodono, guadagnano un sacco di soldi, però nel giro di 6 mesi, un anno se li dimenticano tutti. Qua più che fare questo lavoro è resistere a fare questo lavoro, quindi in realtà io dico assolutamente provateci, cercate chiaramente di non pensare che il successo arriva subito, perché quello veramente forse può arrivare anche facilmente, però poi la cosa più difficile del successo è mantenerlo, no? Mantenere una costante nella propria carriera. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, dietro le quinte e sul palcoscenico, sulle poltrone, la magia del teatro ovunque. Ciao pubblico di Dietro le Quinte, guardate che se non venite a vederci noi da dietro le quinte ce ne accorgiamo perché guardiamo il pubblico, quindi vi aspettiamo, ciao! No, grazie veramente di questa intervista, è sempre rarissimo che ci siano trasmissioni che si dedicano proprio al teatro, quindi grazie a Dietro le Quinte, grazie a voi che seguite questo programma e vi aspettiamo a teatro. Ma sai che non è successa la stessa cosa? Stavo mettendo una lampadina, improvvisamente un botto, guarda, sono caduto da una scala da più di 2 metri. E non si è fatto niente? Niente. Io in questo momento ho la stella che mi protegge. Sì, ma lei non ha solo la stella, lei ha tutto il firmamento. What's a terrible accident? I will be tied to boat. Oh my God! Oh my God! Che ha detto? Che poteva morire fulminato, mannaggia a te! Ma perché mannaggia te? Ecco appunto, perché che c'entro io? E adesso weekend al cinema. Del vero amore. Ho voglia di cominciare una vita. Una donna divorziata, ancora innamorata del marito, trova rifugio nell'alcol. Durante i suoi viaggi in treno osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a medesimarsi nella ragazza. Sì, era con un uomo. Film scorrevole, Emily Blunt alle prese con fantasmi personali e alcolismo, tra salti temporali e cambi di punti di vista, perfettamente a proprio agio nel personaggio. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.